La giornata oggi non è delle migliori, ma senza dubbio Valvasone ci darà la possibilità di parlare di questo comune importante del nostro Friuli Venezia Giulia. Intanto lo collochiamo in una zona appunto pianeggiante fra Spilimbergo, fra Udine, fra Pordenone. Ecco, Luigi Bortolussi è il sindaco del comune di Valvasone. Quello che è stato inquadrato proprio all'inizio della trasmissione è il simbolo, e quindi vedete V e V, che però la prima V è una U, Universitatis Valvasone, quindi Valvasone è di tutti, è vero? Sì. Questo è il marchio effettivamente del comune di questa città. Sì, è Valvasone, collocato sulla riva destra del tagliamento, ha origini antichissime, quelle certe, storiche, documentate, risalgono attorno all'anno 1000. L'anno 1000, ecco, io così voglio solo dire che cosa è successo anche a Valvasone, invasione dei turchi, e poi, visto che sono 200 anni, ecco che anche a Valvasone dimorò, almeno così sembra, Napoleone, e proprio qui nei pressi di Valvasone ci fu anche la storica battaglia del tagliamento. Ecco, questo tanto per dire che Valvasone, forse lontano dalle rotte del traffico normale, si pone quale piccolo gioiello di città medievale. Ecco, quindi 1000 anni. Sì, Napoleone dimorò qui per una sera, pernottò per una sera, la sera che precedette la famosa battaglia e il passaggio del fiume Tagliamento, che cacciò poi gli austriaci sulla riva sinistra, da lì poi Campoformido, il Trattato, Udine, Tarvisio, eccetera, eccetera. Sì, Valvasone si è costituito appunto attorno all'anno 1000, attorno a un nucleo centrale che era formato dal castello, questo bastione principale, nucleo fortificato, respinse l'attacco dei turchi in più riprese, e da lì poi si è sviluppato tutto l'impianto urbanistico, che è quello che noi vediamo attualmente. È stato conservato nella sua interezza, quindi borgo medievale antico, omogeneo, che mantiene appunto questa struttura di impianto urbanistico caratteristico, che ha permesso sì che oggi come oggi possiamo ammirare le sue piazze, i suoi palazzi, le chiese, il Duomo, le rogge, che poi sono quelle che hanno determinato i vari sviluppi delle fasi successive con i fossati e i muri di cinta. Ecco, al momento, adesso, alle soglie del 2000, quanta popolazione conta la sua città, signor Sindaco? Valvasone dunque. Valvasone conta ora 2000 abitanti, in passato ne abbiamo avuti molti di più, però siamo in una fase di recupero. Questo è stato permesso anche dalle nuove normative urbanistiche, che in rispetto ai piani particolarizzati del centro storico, lanciati ancora negli anni 70, ripresi ora dai piani di recupero, ha fatto sì che ci sia questo recupero armonico di tutto il patrimonio edilizio abitativo di un certo pregio. Ecco, infatti vediamo proprio alle nostre spalle, la telecamera sta già indugiando su questi primi palazzi che sono stati recuperati proprio intelligentemente con un restauro che ci vuol far ricordare, giustamente direi, i tempi antichi, no? Certo, certo. Questa è stata una scelta strategica che ha dato i suoi frutti. Come le dicevo prima, all'inizio degli anni 70, che erano gli anni poi della trasformazione da un'economia prettamente agricola a industriale, ha fatto sì che ci fossero state date quelle norme atte alla salvaguardia, diciamo, di tutto questo patrimonio. Questo ci ha fatto essere preparati nel momento in cui la legge sul terremoto, legge 30, articolo 8, e sulla ricostruzione dei centri storici danneggiati, ha fatto sì che fossimo preparati per accogliere i vari contributi che poi sono stati finalizzati nel pubblico e nel privato e che hanno dato questi risultati e che ancora devono essere ultimati. Gran parte di questi palazzi appunto medievali recuperati sono abitati regolarmente Sono tutti abitati, sì, da sono di cittadini, proprietà anche dei cittadini. Proprietà privata, poi ci sono anche degli edifici pubblici, non ultimo il castello che è stato espropriato con un contributo della regione, l'assessorato alla cultura, e che ora grazie alla legge sul terremoto verrà ristrutturato completamente. Ecco, io sto andando su queste vie, francamente devo riconoscere che non conosco Valvasone. Stiamo andando bene, queste sono le vie centrali, queste? Le vie del centro storico? Dell'immediato centro storico, queste contrade poi che portano al primo muro di cinta, alla roggia e i suoi antichi fossati. Sono cose caratteristiche che nascondono il più bello proprio di Valvasone. Difatti solo ultimamente, grazie a tutta una serie di attività
anche promozionali dell'amministrazione comunale, ma soprattutto anche delle varie associazioni locali, che ne sono molte, attraverso tutta una serie di iniziative, fa sì che noi stiamo esportando finalmente Valvasone e il suo patrimonio. Perché questa è una volontà, insomma, ecco, non mantenerlo nella nicchia della popolazione, ma cercarlo di fare apprezzare, come è giusto fare apprezzare una località del nostro Friuli, appunto storicamente importante. Dicevamo appunto 1000 anni, allora, le prime scritte. Dagli atti documentali sappiamo che è molto molto più antico. Come le dicevo prima, è una cosa importante questa. Nella sua trasformazione, nel suo recupero, restauro, si è fortissimamente voluto far sì che questo centro storico sia rivitalizzato, quindi non un museo, non un dormitorio, ma bensì una cittadina viva, con tutte le sue attività connesse. Ecco, di cosa vive economicamente adesso Valvasone? Come le dicevo, da una economia prettamente agricola degli anni 60-70 si è trasformato man mano in un'attività specializzata per quanto riguarda l'agricoltura, con serre, culture, frutteti, vigneti soprattutto e aziende di trasformazione vinicola. Ma poi anche c'è un forte indirizzo industriale. Abbiamo una bellissima zona industriale a nord della Pontebana, dove ci sono delle aziende molto forti anche a livello internazionale. Basta ricordare la Iacuzzi, una per tutte, ma non solo, ce ne sono tantissime altre, molto attive. Intanto noi stiamo passeggiando per queste vie che sono molto, molto strette, anche perché giustamente si è arroccata come tutte le città medievali attorno appunto al castello, e quindi ai tempi non c'era l'esigenza di grossi, no? Difatti adesso abbiamo lasciato alle spalle Piazza Duomo e adesso percorrendo via Erasmo ci troveremo davanti al castello e alla sua piazza, è la più antica, la più bella. Come si potrà poi notare ci sono i lavori di restauro, di recupero, e entro breve partiremo anche con l'arredo urbano della piazza, quindi che prevederà tutta una pavimentazione particolare delle aree verdi. Ecco, noi vediamo una porta in fondo. Quante porte consta Valvasone? Questa è la porta della Torre delle Ore, è quella rimasta, ce n'era poi una anche di fronte alla Piazza Duomo che dava direttamente sulla piazza Municipio, ora non c'è più. Qui abbiamo modo di vedere i più bei palazzi, il palazzo del Conte Eugenio, il palazzo Gandini, l'antico pozzo e la torre con la sua antica trattoria. Ecco, l'antico pozzo, attorno a questo pozzo cosa si radunava la popolazione un tempo? Era un riferimento preciso oppure... Diciamo nell'antico Medioevo questa senz'altro era la piazza più importante, da dove poi partiva tutto il nucleo abitativo. Probabilmente questa era una piazza dove venivano le manifestazioni più importanti, i fatti d'arme e quant'altro, insomma. Ecco, secondo lei quali influenze dagli altri centri ha avuto Valvasone? Non so, Pordenone, Udine, eccetera, oppure no, è sempre rimasta in qualche modo? Ha sempre avuto una forte autonomia fin dai tempi più antichi. Non dimentichiamo che i conti di Valvasone facevano parte anche del Parlamento della Patria del Friuli a pieno titolo. La loro giurisdizione si estendeva dai confini di San Giorgio Renchivelda fino oltre il Tagliamento, Sedegliano, Camino, per arrivare poi giù fino al Medio Friuli. Ci sono ancora gli eredi dei conti di Valvasone, sì, non mi pare? I pare. conti di Valvasone ora abitano in Toscana e nell'Umbria. Ecco, allora abbiamo detto anche in precedenza, lei l'ha riferito, che avete interesse appunto a far sì che Valvasone sia più vissuto turisticamente dalla gente, insomma, non solo del posto ma anche di tutta la regione. Ci sono, che so, dei riferimenti, delle manifestazioni in costume d'epoca che possono far ritornare in mente appunto cosa succedeva, cosa accadeva a Valvasone? Sì, difatti partendo da una strategia di potenziamento dell'attività ricettiva, quindi turistico-alberghiera, con posti letto, ristoranti e trattorie, da Corona poi c'è tutta questa serie di manifestazioni, la più grossa ultimamente è riconosciuta anche a livello regionale ma non solo regionale, la rievocazione storica in costume organizzata dalla locale gruppo Artistic, è una cosa bellissima che avviene di solito nell'ultima domenica di settembre.
Poi c'è tutta una serie di manifestazioni che vanno dal circolo culturale Erasmo di Valvasone appunto, convegni, pubblicazione di libri, dibattiti, e per poi sfociare nelle prime 3 settimane di settembre l'attività dell'Associazione per i concerti di musica antica, che sono concerti che vengono svolti solitamente nel Duomo con quel magnifico strumento unico rimasto al mondo dell'arte rinascimentale barocca veneziana. Ecco, abbiamo passato questa piccolissima porta, cosa sono le mura queste? Queste è una delle 3 mura di cinta appunto, che poi man mano con lo sviluppo e il potenziamento e l'allargamento del borgo si sono spostate. Quindi praticamente la prima cerchia di mura La questa? prima cerchia, sì. Sono anche in uno stato conservativo, insomma, non male però. Non male, sì, ma difatti adesso questo poi farà parte anche di questo piano appunto di ristrutturazione, che siamo arrivati alla fase conclusiva, non certo facile perché ci sarà ancora molto da fare, ma pensiamo ragionevolmente nel giro di 2 o 3 anni di arrivare al completo restauro e recupero. Sì. Ecco, è una cittadina, come avete visto in questi primi 8-10 minuti, quanto mai interessante, raccolta attorno a se stessa, direi. Ecco, adesso cominceremo a entrare nel vivo, certo non potremo far vedere tutto quanto c'è, però insomma qualcosa di senza dubbio suggestivo, perché ci hanno già detto che andremo a visitarlo. Signor Sindaco, la ringrazio per questa passeggiata attorno al suo comune e pubblicità, e poi ci vediamo a breve con gli altri nostri ospiti che si fanno come sempre da Cicerone. Grazie a voi e mandi. Sulla Piazza della Libertà di Valvasone si staglia la facciata del Duomo, e il Duomo, un Duomo che conserva un organo monumentale unico nella sua specie in Italia, mi pare. Ecco, professor Metz, unico documento dell'organaria veneta cinquecentesca. Ecco, chi parla, professor Metz, che ormai noi conosciamo da diverso tempo, che ci dà questi aspetti storico-culturali quanto mai apprezzati, insomma. No, abbiamo avuto riscontri nettamente. Ecco, lei, come gli altri collaboratori che ci accompagnano in questa visita, oggi a Valvasone, no, dicevamo Duomo, ecco la facciata, cosa ci può raccontare questa facciata del Duomo? Ecco, il Duomo, la decisione di costruire questo Duomo è stata presa lì, in quella chiesetta di San Giacomo che non si vede più, assorbita dentro. Cioè, lì c'era una chiesetta accanto, perché qui non c'era nulla? Qui c'erano delle case di proprietà dei conti, no, in questo isolato. E nel 1443 decidono di costruire questa chiesa, dedicandola al corpo di Cristo in ricordo di un evento miracoloso di cui parleremo più tardi, costruita piano, probabilmente verso dal 1443 finita verso la fine del 400, piano piano, e poi alla fine dell'Ottocento ha avuto questa ristrutturazione esterna ed interna, come vedremo, ad opera. Infatti sembra un po' anacronistica questa realizzazione rispetto a quanto c'è di circostante, vero? Diciamo, esiste ancora il disegno della facciata originale prima di questa trasformazione, una semplicissima facciata a capanna con 3 rosoni, uno al centro e 2 ai lati che davano molta luce anche all'interno, evidentemente, no? Adesso questo inserimento qui evidentemente ormai è un fatto storico, non si può più cancellare, anzi è stato restaurato in epoca recentissima proprio per riportarlo a quello, ormai questo fa parte del paesaggio, come pure ormai purtroppo la torre che era lì, che è stata cancellata alla fine dell'Ottocento, che chiudeva la piazza in questo piccolo anfiteatro, diciamo così grazioso, così interessante della cittadina. Ecco, ma la chiesetta invece che era lì non c'è più niente? La chiesetta di San Giacomo incorporata in quell'edificio sono stati trovati dei lacerti di affresco, ma molto poco, ed è probabile che quella fosse proprio la chiesa del Borgo Castellano, mentre la vecchia parrocchiale, poi dopo andremo a vedere il sito, era laggiù nell'angolo estremo del paese. A quella chiesa è stata sostituita questa, che è ormai la parrocchiale del Duomo. Adesso entriamo all'interno per conoscere appunto i tesori che possono essere racchiusi. L'interno si presenta con questa unica navata, con questo bellissimo, per me, soffitto la prima volta che lo vedo, per cui però dopo queste... di quella riforma fine 800 di cui parlavamo, le capriate scoperte era il sistema antico di copertura, ma sono state rifatte, e poi è stata assunta questa decorazione, diciamo, delle pareti, così questo finto senese, insomma, o finto veronese anche, che dovrebbe essere questo gioco di marmi, che diventa alquanto ossessivo, a dire la verità. Sì, nel senso che questa cromaticità sempre la stessa, e no? che nasconde sostanzialmente però l'impianto architettonico, cioè
la cappella centrale con le 2 navate laterali, le quali accolgono a loro volta, e anche la navata, altari inseriti in epoche posteriori tra seconda metà del 600. Ecco, il pezzo migliore sarebbe quella pala attualmente, perché questi sono in restauro, 2. Sono 2 pale in restauro, quindi attualmente è visibile, quindi la pala che adesso andremo... Che è un po' macinata, ma purtroppo, ma adesso la decisione è di avviarla al restauro. Questa di chi è? Questa del Quaglio? Ah, del Quaglio. Lo stesso autore che a Udine ha fatto il Palazzo del Quaglio, dove c'è il Monte della Pietà. Il Monte della Pietà, questo è l'altare di Santa Caterina d'Alessandria. La cappella è stata attualmente ripulita da quel, diciamo, tinteggio così un po', e quindi l'altare diventa preeminente con le sculture del Cabianca nel paliotto, e, come dicevamo, la pala con il miracolo di Santa Caterina, che dovrebbe dal restauro indubbiamente essere restituita a uno splendore maggiore di quella che attualmente, nelle condizioni in cui si presenta. Questa è la cappella di Santa Caterina, se si può vedere lassù lo stemma, sì, è un po' rovinato, ma comunque è lo stemma nobiliare dei Valvason, che sulla chiesa tuttora esercitano il diritto di gius patronato. L'attuale arciprete questo cosa vuol dire? Ecco, appunto, diciamo. L'arciprete è stato nominato dal conte Ettore di Valvasone, che conserva questo suo antichissimo diritto di gius patronato sulla chiesa. Difatti qui ci sono alcune tombe anche dei Valvason. Infatti con noi c'è sia l'arciprete che il professor Colussi, che peraltro adesso tra poco andremo a sentire per altri aspetti legati proprio al Duomo. Sì. E quindi insomma l'arciprete viene nominato, e questo fin quando? Sta bene stare, se non è che non può dire no, non mi va, insomma. C'è però ancora questo, diciamo così, questo chiamiamolo antico controllo su queste strutture di carattere anche religioso, che erano le strutture del castello valvasonese. L'altare invece maggiore è un tardo 600, forse un primo 700, inserito in questa struttura ancora che è quattrocentesca, tardo quattrocentesca. Al di sopra dell'altare è stato ricollocato dall'attuale Don Domenico il crocifisso che anticamente stava, dopo il restauro, è un crocifisso cinquecentesco che stava in quella posizione, come un po' in tutte le nostre chiese. Basta pensare all'iconostasi di San Marco di Venezia, che chiude il presbiterio con quel crocifisso enorme con tutti gli apostoli e la Madonna attorno. Questo è uno degli ultimi recuperi di questo patrimonio fortemente intaccato per certi versi, ma che ancora si conserva, con l'organo, per esempio, di cui parlerete adesso. E poi dopo, in alto, nel tabernacolo, è conservata la reliquia miracolosa della Sacra Tovaglia, di cui parleremo dopo nella secondo aspetto dedicato sempre al Duomo. Ma questa tela invece che è il discorso dell'organo che vi farà il professore. È sempre legato al discorso dell'organo. Mentre qui, su questo altare, abbiamo questa tavola bizantina, questa Madonna bizantina, della Madonna che allatta, che probabilmente viene dalla vecchia parrocchiale, demolita ormai purtroppo, e qui è stata collocata ed è oggetto di forte devozione da parte dei valvasonesi, la cosiddetta Madonna delle Grazie, in questo altarino, che però originariamente ospitava una tela che raffigurava San Cristoforo e San Giacomo l'Apostolo, che attualmente è conservata in sacrestia. Allora, più volte noi abbiamo detto questo organo che adesso non vediamo perché è in fase appunto di restauro dagli maestri organari Zanin, no? Mi pare. Sì, Gustavo e Francesco Zanin di Codolpo. Ma il professor Colussi sa tutto sull'organo. Sa tutto sull'organo. E quindi facciamo parlare il professor Colussi, insomma, su quest'organo che possiamo al momento vedere solamente in fotografia, mi pare, no? Perché che questa in buona parte, perché il resto, come dicevamo prima con Metz, è in fase di restauro. Allora, quale importanza ha questo organo per Valvasone e per la storia della regione? Sì, conviene dire che l'importanza non è solo per Valvasone, ma è importanza a livello mondiale, indubbiamente, perché si tratta dell'unico organo di scuola veneziana cinquecentesca oggi superstite. E ce n'erano parecchi in Friuli, chiaramente in Veneto, ma nel corso del Settecento e dell'Ottocento praticamente sono stati tutti demoliti, in qualche misura sostituiti. Ma l'ha sempre collocato qui nella chiesa di Valvasone? Sì, questo organo è stato commissionato il 5 dicembre del 1502 dai conti, gius patroni della chiesa, in Venezia, all'organaro di origine piemontese Vincenzo Colombo. Era piemontese ma lavorava da parecchio tempo a Venezia, tant'è che era conservatore degli organi anche nella basilica di San Marco a Venezia. E l'organo, come si può vedere, è una macchina imponente per questo Duomo.
Fu una spesa considerevole per i giuspatroni e per la comunità di Valvasone. Il contratto prevedeva una spesa di 300 ducati, ma in realtà poi con le decorazioni pittoriche e cassone, eccetera, si arrivò a quasi 800 ducati. Sì. Che per il tempo era una cifra esorbitante. Sì, veramente considerevole. E cos'altro si può dire? Cioè, il fatto che adesso è in recupero, quindi in restauro, si deve perché lo si vuole riutilizzare ancora per fare dei concerti, no? Sì. Beh, indubbiamente l'organo fino a 2 anni fa animava le stagioni concertistiche, di cui dirò qualcosa più avanti. Voglio semplicemente completare la storia. Finito di costruire nel 1533, l'organo ebbe nel corso di tutto il Cinquecento indubbiamente un posto di rilievo nelle funzioni liturgiche della Chiesa, e ci furono qui in Valvasone, chiamati dai conti, anche organisti di un certo valore, alcuni anche diedero alle stampe opere proprie, nonché, devo ricordare, su questo organo per 30 anni suonò una gloria musicale valvasonese, Lazzaro Valvasensis. Era nato nel 1585 e morirà nel 1661, e darà alle stampe ben 16 opere musicali, di cui purtroppo molte sono perdute. Ma oltre al Valvasensis abbiamo avuto qui organisti che provenivano da altre zone d'Italia. Ricordo in particolare un fra Cornelio Antonelli, detto il Turturino, che oltre che valente organista e suonatore di liuto è stato anche compilatore di antologie musicali. E l'organo chiaramente nel corso della storia ha subito dei rimaneggiamenti, per fortuna non tanto seri, ecco, almeno questo fino a metà del Settecento, quando sono incominciati degli interventi anche strutturali. Ad esempio intorno alla metà del Settecento Lorenzo Canciani aggiunse una pedaliera all'organo, la pedaliera prima non c'era, e aggiunse anche un registro di voce umana. E poi Angelo Morassi aggiunse altri registri tipici della fine Settecento-Ottocento, una cornetta, un tromboncino. E poi l'intervento più rilevante fu fatto nel 1834 ad opera di un organaro di origine vicentina, un certo Gaetano Tolfo, che operava in San Vito al Tagliamento. E Tolfo purtroppo cambiò il sommiere, cioè la parte di legno in cui sono posate le canne, l'anima dell'organo. E questo indubbiamente snaturò in parte la fonica cinquecentesca dello strumento. Inoltre aggiunse altri registri. Teniamo presente che all'atto del contratto l'organo prevedeva 8 registri e ne troviamo 14 a metà Ottocento. In epoche successive, ci sono state delle aggiunte. Sì. Ecco, noi vediamo dalla fotografia che sembra quasi che si chiudano le canne sotto delle tele. Può essere vero? La decorazione pittorica fu commissionata già nel 1537 circa a Giovanni Antonio da Pordenone, che però non poté completare l'opera. Sicuramente in qualche pannello c'è la sua mano, ma sappiamo Giovanni Antonio da Pordenone muore nel 39 a Ferrara e l'opera viene completata dal genero Pomponio Amalteo, di cui eventualmente poi il professor Metz vi potrà dire maggiori illustrazioni. Volevo semplicemente completare un po' la vicenda storica e dire come l'organo sia stato funzionante fino agli inizi di questo secolo e poi caduto in abbandono, e durante nel corso della Prima Guerra Mondiale c'era stato chi voleva trasformarlo radicalmente, e ancora più di quello che aveva fatto Tolfo. Per fortuna ciò non avvenne. E diciamo che l'organo taceva a metà di questo secolo, perché nel 64 ne venne costruito un altro dietro l'altar maggiore, e nascosto un po' dalle tende, è un'opera di Zanin. L'organo fu salvato, diciamo così, dalle voraci mani di rigattieri ed esperti grazie al sacrestano di Valvasone dell'epoca, Sant'Eleschiutta, che nel periodo bellico addirittura giunse a nascondere le canne in lega preziosa, lega rinascimentale, le nascose in un fienile. E negli anni 70 due studiosi, Valerio Formentini e Loristella, si accorsero del tesoro che chiudeva che era racchiuso qui nel Duomo di Valvasone, e interessarono
la sovrintendenza, l'amministrazione comunale, eccetera, per iniziare un'opera di restauro, felicemente completata ad opera di Alfredo Piccinelli di Padova nel 1974. Ecco, col 74 iniziano delle stagioni concertistiche volte a valorizzare questo gioiello dell'arte rinascimentale. Abbiamo detto delle due tele, probabilmente saranno queste due tele che coprivano il... no? Beh, è vero. Chiudevano l'organo quando non veniva sono adoperato. davanti e dietro? Sì, sì. No? Questa, quando l'organo era chiuso, si vedeva la raccolta della manna. Quando queste due portelle si aprivano, si potevano vedere quelle due scene che voi vedete lì nel manifesto. Che sono dietro ovviamente adesso. Attualmente no, sono in restauro, vero Franco? In restauro anche queste. Rappresentano l'una il sacrificio di Abramo, del figlio Isacco, e l'altra invece l'offerta da parte di Melchisedec. Sono temi eucaristici legati, ma anche lì il tema eucaristico ricorre nel poggiolo, legati al titolo della chiesa, che è il Santissimo Corpo di Cristo, che a sua volta si rifà a questa reliquia miracolosa. Di cui ne parleremo fra un paio di minuti dopo la pubblicità, perché attorno a questa reliquia c'è tutta una storia interessante da dover capire. Poi è legata proprio a questo Duomo, insomma, a questo titolo così strano di questo Duomo, Santissimo Corpo di Cristo, e che è reliquia di proprietà comitale, anche questa, dei Valvasone. Comunque fra poco, dopo la pubblicità. Riprendiamo la trasmissione, ma sempre all'interno del Duomo, per parlare della reliquia, però giustamente il professor Coluzzi mi diceva il restauro sì del 74, però adesso un altro restauro. Ecco, c'è un motivo particolare sempre per quanto riguarda l'organo, perché quindi due restauri nello stretto giro di tempo? Non è che fosse stato fatto male quello del 74 per cui si è reso necessario oggi un nuovo restauro, è che sono cambiati un po' i criteri filologici. Mentre il restauro del 74 aveva mantenuto anche le aggiunte fatte in epoca settecentesca e ottocentesca all'organo, adesso dopo accurati studi si vuole riportare lo strumento proprio alla struttura fonica del Cinquecento, sì. Per cui l'organo diventerà ancora più testimonianza fedele di questa organaria veneziana del Cinquecento. A togliere tutte le aggiunte di cui abbiamo parlato prima. Sì, quelle che è possibile togliere senza stravolgere chiaramente lo strumento. Mi preme aggiungere che quest'opera di restauro costosa è stata in buona parte finanziata da uno sponsor privato, Iacuzzi, la fabbrica qui in Valvasone. Quando terminerà questo recupero? Si spera per l'autunno prossimo di poter farlo suonare nuovamente e quindi di riprendere le stagioni concertistiche con il suono rinnovato, per modo di dire. Allora, adesso parliamo della reliquia, che è appunto questa, che contiene che cosa? Contiene alcune gocce di sangue che secondo la tradizione sarebbero sgorgate da una tovaglia d'altare portata alla roggia per la polizia per lavarla, e sarebbero sgorgate da una particola consacrata rimasta all'interno della tovaglia. Quando? Questo la tradizione riferisce al 1294. Il fatto però non è avvenuto a Valvasone, bensì a Gruaro che attualmente è in provincia di Venezia, però fa sempre parte della nostra diocesi. Una donna stava lavando questa tovaglia, la roggia che passa accanto alla chiesa di San Giusto di Gruaro, e appunto a un certo punto da questa tovaglia sono uscite alcune gocce di sangue che hanno macchiato la tovaglia stessa. Poi lì c'è stata una diatriba, una discussione tra il parroco di Gruaro e il vescovo di Concordia. Il vescovo evidentemente voleva portare la reliquia in cattedrale a Concordia, il parroco voleva tenerla lì. Poi la faccenda è andata un po' più in alto, addirittura a Roma, tra i due litiganti il terzo gode, dice di solito, dice il proverbio, insomma. No? E i conti di Valvasone sarebbero intervenuti in quanto giuspatroni della chiesa di Gruaro, sulla chiesa di Gruaro. E allora Roma ha dato ragione ai conti e la reliquia è arrivata a Valvasone, il primo documento. E viene mantenuta in quel tabernacolo? Il tabernacolo sulla Termaggiore, ecco. Ma questi bolli in cera lacca cosa rappresentano? Sono i sigilli, l'ultima volta. Del Valvasone? No, del vescovo. Del
Della che cosa? 1901. L'ultima ricognizione È stata aperta nel 1901? dal vescovo Isola, il vescovo della diocesi di Concordia, e ce n'era stata una precedentemente nel 1894. E di queste due, sicuramente ce ne sono state altre nel corso della storia, ma di queste due abbiamo dettagliate relazioni conservate anche nell'archivio parrocchiale. Sì. Una volta aperto il vescovo che cosa fa? Qual è questa cerimonia? La cerimonia è stata particolarmente solenne perché si voleva teoricamente ricordare il 6° centenario del miracolo. Se la tradizione lo collocava, come diceva il parroco, nel 1294, 1894, 6° centenario, e grandi festeggiamenti, è stata riconsacrata la chiesa e inoltre sono stati inaugurati i lavori di restauro, i rimaneggiamenti alla chiesa fatti dal Lenardon di San Vito al Tagliamento. In questa circostanza il vescovo, dopo preghiere e canti solenni, svolse il sacro lino e lo mostrò ai fedeli. E il cancelliere vescovile si premurò anche di misurare la tovaglia e di stendere un dettagliato verbale, insomma. Dopodiché venne riavvolto e ricollocato nella teca che oggi noi vediamo. Quindi sarà riaperta quando? Ci può esserci una data già fissata, Ciprietto, oppure no? No, volendo qualsiasi data. Infatti 3 anni fa c'era una mezza idea di riaprirla, 3 anni fa abbiamo ricordato il 7° centenario e questa volta in collaborazione con la parrocchia di Gruaro. Difatti per l'occasione è stato costruito un cip, un monumento a Gruaro accanto alla Roggia della Versiola, dove la tradizione riferisce, insomma, sia avvenuto il fatto. Ogni anno comunque viene portata in processione questa reliquia? Ogni anno viene portata in processione il giorno del Corpus Domini, sì, evidentemente insieme col Santissimo Sacramento, a cui fa riferimento, a cui fa richiamo, insomma. Celebriamo poi nella quinta domenica cioè nella quinta settimana di Quaresima, una messa a conclusione delle giornate di adorazione che si fanno per la circostanza, insomma, partecipano i sacerdoti della forania, facciamo un momento di particolare. Ma i fedeli di Valvasone cosa dicono della reliquia? Ma i fedeli di Sono Valvasone abbastanza propensi a onorare in qualche modo, cioè... ma ci tengono, ecco, di tanto in tanto. Ma diciamo, se non altro per l'unicità, va detto che l'unica testimonianza di miracolo eucaristico che conserviamo oggi in regione, in Italia mi pare ce ne siano circa 16, 17, 180 invece nel mondo, ecco, questo almeno. Le macchie di sangue comunque sono visibilissime al momento in cui diciamo, una volta svolto il lino, almeno nel 1901 risultavano ancora chiare le macchie, mentre per quanto riguarda l'ostia consacrata non si trova, è stata in parte assimilata dalla tovaglia. Per un diametro di circa 5 cm la tovaglia presenta uno spessore quasi doppio ed è molto più rigida. Questo appariva, ripeto, nel 1901. Appunto questa particola che sì, è stata sì. Le macchie di sangue però nella relazione si dicono ancora evidentissime, sì, nel 1901. Pare, professor Metz, che abbiamo esaurito anche questo aspetto così... Ecco, dicevamo, sì, Don Domenico, la proprietà è parrocchiale adesso, sì, non è più comitale. No. Mentre però gli stemmi comitali ancora campeggiano sulle 2 porticine laterali, sugli altari, c'è questa presenza. Non siamo andati fin qua su però. Andiamo a vedere. La presenza cioè, questi stemmi, che cosa? Questo qui è uno stemma leone Sì, lo stemma dei Valvason, che un po' è distribuito su queste 2 porticine, sui 2 altari laterali, ci sono le tombe nella chiesa e poi c'è, ecco, Franco, perché lui poi è anche lo studioso, qui è stato sepolto, quello, diciamo, la gloria dei conti valvasonesi, Erasmo. Erasmo di Valvasone è stato sepolto qua in questa... E sicuramente in questa chiesa, non sappiamo dove perché... Potrebbe esserci ancora sì, qua sotto questo pavimento che è del 1870 circa e probabilmente nasconde il pavimento originario della chiesa. La tradizione favoleggiava un po' sulla fine di Erasmo di Valvasone, è morto in circostanze misteriose a Mantova, alla corte del duca. In realtà alcuni anni fa, nel 93, in occasione delle celebrazioni centenarie, gli studi hanno ormai chiarito che lui è morto qui in patria. Molto normalmente.
vantaggio indubbiamente per Valvasone e anche per la letteratura italiana, sì, la K. Sì. Bene, adesso noi interrompiamo anche questa conoscenza della reliquia del Duomo, ci incamminiamo verso la porta esterna per andare, professor Metz, a conoscere altri aspetti di Valvasone, anzi il castello attorno al quale si è sviluppata appunto il borgo, la città medievale. Quindi pubblicità, a tra poco.